Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite graditissimo, davvero sono molto felice di averlo avuto ospite, il professor Andrea Crisanti, perché questa sera ci ha spiegato tante cose, da non sottovalutare l'ultima dove ha detto chi non si fa il vaccino ovviamente si pagherà il tampone se ha qualche sintomo quando arriva appunto il periodo invernale dove le influenze sicuramente aumenteranno. Senta professore, in quest'ultima parte ha qualche rammarico di questi 3-4 mesi, a qualche cosa che non l'ha fatto dormire la notte oppure ha la coscienza a posto fra lei e lei? Guardi, due soli. Avrei dovuto combattere di più per far fare il tampone ai cinesi che tornavano. E stiamo parlando intorno all'11 febbraio, quello che diceva prima. E secondo, avrei forse dovuto evidenziare con più incisività il fatto, che poi tra l'altra cosa era sotto gli occhi di tutti, il 27-28 febbraio quando a voce era il 3% di infetti, perché il 3% è un'enormità per un virus. Perché il 3% significa che una capacità di riproduzione virale di 3 volte e un tempo di duplicazione di 5 significa che dopo 10 giorni ce ne sarebbero stati il 30% di persone infette, che poi è effettivamente quello che è successo in Lombardia e nel resto del paese, Certo. è quello che ha causato il cosiddetto tsunami. I due punti dove lei... Sì, perché guardi, veramente è stata una situazione veramente frustrante, perché avevo esattamente la percezione di quello che sarebbe accaduto e non riuscivo a farmi ascoltare da nessuno. E quindi la cosa uno fa venire un nervoso incredibile quando succedono queste cose, vero o no? Poi magari uno pensa, ma cosa avrei potuto fare di più, no? Ecco, questa, diciamo, questa cosa poi mi ha indotto successivamente veramente a non fare nessun compromesso su quello che pensavo che era giusto. E questo le fa onore. Senta, lei ha avuto dei riconoscimenti dal sindaco di Padova e dalla città stessa, da tutta l'Italia, insomma, e questo ha portato secondo lei a qualche persona nei suoi confronti avessero delle invidie? Ma guardi, io penso che l'invidia è un problema solo di chi la prova. Io mi ritengo fortunato di non averla mai provata per nessuno. E quindi su cose Quindi che non riesco riguardano, nemmeno a concepirla, guardi, glielo dico sinceramente. che riguardano gli altri, È una insomma. sfortuna che a me non mi è mai toccata. Senti, a lei, professore, ha lavorato in molte parti, ultimamente a Londra. Si lavora meglio in Italia o a Londra sotto un profilo sanitario? No, guardi, allora, dunque. Perché tutti dicono Londra, l'America. No, guardi, la sanità italiana penso che sia un esempio per il mondo, nonostante sia stata bistrattata e in qualche modo abbia subito grossi tagli recentemente, tutti gli indicatori, chiamiamoli così, di qualità ci dicono che la sanità italiana è una delle migliori del mondo e questi indicatori di qualità poi sono l'aspettativa di vita, sono il tempo che intercorre tra la diagnosi e la terapia, sono il tempo che intercorre alla sopravvivenza dalla diagnosi a malattie gravi come può essere tumore, malattie cardiache, il tempo di attesa per i trapianti, cioè tutti indicatori che dicono che il sistema italiano si colloca tra i primi 3 del mondo, quindi sicuramente se io, devo dire la verità, se avessi avuto un problema in Inghilterra sarei venuto qui in Italia, io lo dico sinceramente. L'Inghilterra è diversa perché ha effettivamente dei centri di eccellenza che forse l'Italia non ha, ma sono pochi e pochissimi ci possono accedere. Ecco, c'è questa differenza mentre in Italia c'è una grande qualità diffusa. Senta, hanno raccontato, hanno dato tutti i numeri esatti per quanto riguarda gli infettati e i morti di questo virus, i vari paesi, l'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna, tutti quanti, perché tanti dicevano la Cina non ci ha detto tutta la verità. No, la Cina sicuro non ci ha detto tutta la verità. Poi guardi, il numero degli infettati dipende dalla capacità di fare diagnosi e lei consideri che in Italia i primi 3, 4, 5 settimane praticamente non si è quasi praticamente fatta diagnosi perché non c'erano abbastanza test, quindi sicuramente il numero degli infetti, che siano quanti, 250.000 in Italia, sì, non mi ricordo, è secondo me una sottostima perlomeno di 10 volte. Quindi 2,5 milioni? Secondo me poi quando avremo i dati dell'analisi epidemiologica... Mica poco, professore, 10 volte in più,
Vabbè, però se lei pensa, se lei ripercorre con la mente quello che è successo in quei mesi, sicuramente molti telespettatori o parenti o amici di telespettatori si ricorderanno che se stavano male telefonavano, non ci andava nessuno, gli dicevano di rimanere a casa. Questi sono tutti casi di cui non abbiamo non abbiamo contato, non abbiamo computato, e sono Ecco, migliaia e migliaia e migliaia. e ad oggi, secondo lei, se uno fa una stima in proporzione a quello che ha detto lei, con gli infettati odierni la proporzione è sempre 1 a 10 come allora, Guardi, oppure no, è non lo so, diminuita secondo lei? secondo me è diminuita, io penso che probabilmente le persone che ne so, sono 200, ieri erano 220, adesso non mi ricordo quanti erano, ma probabilmente saranno più o meno quelli, magari un po' di più, ecco, perché altrimenti si manifesterebbero con focolai e con persone sintomatiche. Oggi la sanità, le terapie intensive, quelli che ci lavorano all'interno sono molto preparati ad affrontare questo virus? Molto più preparati. Sono sicuramente molto più preparati, teniamo presente che non c'è una vera e propria terapia risolutiva, quindi sono tutte terapie di supporto, ecco, quindi sì, comunque sicuramente sono più preparati, nel senso che sappiamo quali sono le terapie di supporto più efficaci, questo sicuro. Ecco, il suo futuro, professore, in questo campo del virus sarà studiarlo ancora, cercare che se arriverà un altro virus essere preparati. Cosa sta facendo di bello in virtù di questa esperienza di questi 3-4 Guardi, mesi? quello che stiamo facendo adesso, stiamo studiando tutta la genetica della popolazione di Vo, perché vogliamo capire se esistono delle differenze genetiche tra le varie persone che permettano di spiegare perché alcune persone si ammalano gravemente e altre invece sono resistenti e non si ammalano per niente. Diciamo, ecco, questa è la cosa che a noi ci interessa, anche perché se noi per caso scoprissimo una differenza genetica che ci permette di identificare se una persona svilupperà una malattia grave, e questo ha delle conseguenze importanti dal punto di vista proprio di come gestire questo paziente, perché nel momento in che il paziente arriva in ospedale si fa il test e se questo paziente ha la probabilità di sviluppare una malattia grave si anticipano tutta una serie di, perlomeno le 2 terapie che sappiamo che funzionano, e si gestisce il paziente in una maniera completamente diversa, capito? E quindi sì, ho capito. E quindi c'è la possibilità di anticipare determinate scelte terapeutiche E di affrontarle in maniera completamente... in maniera più rassicurante per il paziente, mettiamolo sotto questo punto. Ma diciamo di utilizzare un razionale diverso agli strumenti che abbiamo a disposizione. Senta, professore, siamo in conclusione di questa puntata, su 2 o 3 domandine cattive gliele faccio, però Mamma mia. allora le spiego. La prima, doveva candidarsi, ha detto, al posto di Lorenzoni, era stata una battuta, oppure le piacerebbe far politica? No, guardi, il professor Lorenzoni ha fatto una battuta e me l'ha anche confermato, ha detto ma io ho fatto una battuta, come se a un certo punto dicesse a Padova se presentasse, parlare un po', a Padova se presentasse Obama, dice io sarei molto contento, chiaramente, certo. Diciamo. Ecco, quindi diciamo era questo il senso della battuta del professor Lorenzoni, ecco, questo è. Poi guardi, io non penso che sono portato per la politica, perché per la politica poi bisogna in qualche modo cercare di far contenti tutti e non è dalla sua parte. Proprio in virtù di questo le faccio l'ultimissima domanda, professore. Non le faccio il gioco della torre che non è simpatico, però lei deve invitare a cena uno dei 2, o il professor Palù o deve invitare il governatore Zaia. Chi di 2 invita? O nessuno dei 2? Ma guardi, senta, io inviterei tutti e 2. No, deve fare una scelta. Devo fare una scelta, vabbè, sì. Devo fare una scelta, guardi. Ma guardi, sa che le dico, inviterei il professor Palù. La ringrazio, è stato davvero molto gentile, il professor Andrea Crisanti, è stato davvero anche un onore per me averlo avuto ospite, spero sia stata cosa gradita anche per i nostri telespettatori. Grazie davvero. È stato un piacere, grazie a lei. Grazie. Invece do appuntamento la settimana prossima con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.